Taranto, la città dei due mari. Ciao amici di YouTube, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi visiteremo la splendida Taranto. Taranto è una città situata nel sud Italia, nella parte meridionale della Puglia, sulla costa orientale della penisola salentina, affacciata sul Mar Ionio. Il suo soprannome, la città dei due mari, deriva dal fatto che è situata su una penisola tra due mari, il Mar Ionio e il Mar Grande, un ampio golfo che forma il porto della città, uno dei principali porti del sud Italia, con una forte tradizione marittima e industriale. Cosa vedere a Taranto? Castello Aragonese, un imponente castello medievale costruito dai bizantini e successivamente rimaneggiato dagli aragonesi nel XV secolo. È uno dei simboli della città e offre una vista panoramica sulla città e sul mare. Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Marta. Questo museo ospita una vasta collezione di reperti archeologici, tra cui opere della civiltà greca e romana. Il museo è famoso per la sua collezione di corredi funerari, vasellame e statue, tra cui la celebre testa di Artemide. Cattedrale di San Cataldo, una chiesa dal carattere romanico, costruita nell'XI secolo e dedicata al patrono della città, San Cataldo. La cattedrale si trova nel cuore del centro storico e presenta una bellissima facciata e interni ricchi di storia. Centro storico di Taranto. Passeggiando per il centro storico si possono scoprire viuzze pittoresche, palazzi storici e punti panoramici sul mare. Non perdere la zona del borgo antico, con il suo carattere autentico e tradizionale. Ponte San Francesco di Paola, o Ponte Girevole, un ponte levatoio che collega la città alla zona del Mar Piccolo. È una delle strutture più iconiche di Taranto, un simbolo della sua storia marittima e industriale. Area archeologica di Saturo, situata poco fuori dalla città, questa area ospita resti di antiche colonie greche, tra cui un teatro e diverse rovine di edifici pubblici. Isole Cheradi, un piccolo arcipelago che si trova nel Mar Piccolo, composto dalle isole di San Pietro e San Paolo. Le isole sono un luogo ideale per una passeggiata o per una gita in barca. Le spiagge di Taranto. Sebbene Taranto sia più nota per la sua storia industriale, la città offre anche belle spiagge, come quelle di Lido Azzurro e Marina di Taranto, dove è possibile rilassarsi e godersi il mare. Taranto è una città che unisce la bellezza storica, culturale e naturale, con una forte identità legata al mare e alla tradizione marittima. Se il contenuto di questo video ti è piaciuto e ti è stato utile, metti like ed iscriviti al canale per supportarmi. Grazie.